I giudici hanno raccolto in carcere le prime ammissioni da parte dell'uomo accusato di pedofilia. Ieri abbiamo dato con rilievo la notizia, è su tutti i giornali, anche oggi i nostri giornali locali. Belluno, Gazzettino in prima pagina apre con questo titolo: prime ammissioni del pedofilo, il 26enne residente in provincia di Belluno interrogato ieri dal GIP a Venezia. Non saprei spiegare perché l'ho fatto, ha detto. L'uomo ha confermato di aver abusato della figlia di 5 anni, nel passato maltrattamenti in famiglia e cure dallo psicologo. Parliamo di un giovane, parliamo di un uomo di origini brasiliane che ha solo 26 anni, e così ci troviamo a dire di un passato di questo giovane fatto di criticità legate ai maltrattamenti in famiglia, appunto l'abuso sessuale sulla figlia. Sono cose che davvero facciamo fatica a credere, a tollerare, eppure è così. Allora, sul Corriere delle Alpi il titolo in prima pagina è questo: pedofilia nel bellunese, violenze sessuali sulla figlia, l'uomo confessa e resta in carcere. Il 26enne residente nel bellunese è stato segnalato alla polizia da un'organizzazione che dà la caccia ai pedofili, pagina 19 poi sul Corriere delle Alpi. Sul Gazzettino il lancio in prima pagina dice così: ha ammesso l'orrore, ha detto di rendersi conto di aver sbagliato ma di non sapersi spiegare perché l'ha fatto. Ha confessato, almeno in parte. Il 26enne arrestato con le accuse di violenza sessuale nei confronti della figlia di appena 5 anni, nonché di detenzione e produzione di materiale pedopornografico, tra cui i video e le immagini con la sua bambina. Il giovane straniero, ma con doppia cittadinanza, che da oltre un anno vive e lavora nel bellunese, è comparso ieri davanti al giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Benedetta Vitolo, per l'interrogatorio di garanzia. Il Gazzettino ne riferisce a pagina 5, la foto è simbolica, e qui il Gazzettino cade nell'errore giornalistico fatto ieri dal Corriere delle Alpi. Non si vuol capire questa cosa, titola l'orco, non so perché l'ho fatto. Non si può, noi giornalisti non dobbiamo, non possiamo esprimerci in questo modo. L'orco vuol dire, a parte il fatto che ci sarà da fare un processo, insomma, ma vuol dire appiccicare un'etichetta che è intollerabile. Definitelo voi lettori, voi ascoltatori, come volete questa persona, ma noi giornalisti dobbiamo presentarvi i fatti, non dobbiamo presentarvi un giudizio comprensivo di tutte le sfaccettature di questa personalità, molto probabilmente colpevole, appunto, definendolo in questo modo. È deprecato, è sbagliato titolare come ha fatto il Gazzettino oggi, c'è poco da fare. Allora, tornando alla prima pagina del Gazzettino, la foto centrale si riferisce a uno spettacolo paesaggistico che si trova in provincia di Belluno, e parliamo di una malga. Presentato ieri il progetto realizzato dal FAI per fare che cosa? Per valorizzare Fontana Secca. Si tratta di un sito nel territorio di Sette Ville, Fontana Secca, meraviglia restituita alla comunità. La Malga, dice la didascalia, inaugurato ieri il nuovo sito del FAI, Fondo Ambiente Italiano, alla presenza delle autorità locali e dei vertici nazionali del fondo, del FAI. I fratelli Collavo hanno donato la Malga nel 2015 per permettere a chiunque di goderne dopo un attento restauro. E il Gazzettino punta molto su questa notizia, tant'è che il primo sfoglio, cioè pagine 2 e 3, sono su questo: Malga di Fontana Secca torna a vivere con il FAI, ieri l'inaugurazione sul massiccio del Grappa, con le istituzioni e i vertici nazionali del fondo. Il progetto prevede un centro didattico a Quero e percorsi educativi indirizzati agli studenti. La terza pagina: un bene di cui tutti dovevano godere. È virgolettato: Liliana e Bruno Collavo, che poi sono nella fotografia, hanno donato la proprietà nel 2015, siamo felici. Magnifico, si tornerà a produrre il formaggio locale. Questa è tutela.
Ecco, sono cose belle, insomma, di valorizzazione dei nostri meravigliosi luoghi che abbiamo in provincia di Belluno. State seguendo la rassegna stampa quotidiana condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Luigi Guglielmi oggi al microfono, oggi che è mercoledì 17 settembre. Vi presentiamo il Gazzettino e il Corriere delle Alpi, come sempre con l'invito ad andare ad acquistarli in edicola. Qui vi presentiamo così velocemente quali sono i contenuti di questi due giornali, è giusto poi andare a comprarli. Allora, Allarme Vanoi, vi ricordate, la valle, adesso da un po' che non ne parliamo più, la valle al confine tra Trento e Belluno, nella parte occidentale, Feltrino, dove il consorzio della pianura voleva costruire una diga e ancora incrociamo le dita su questo punto. Bene, altro titolo, Allarme Vanoi, adesso si teme una bomba tossica. Nuova tegola dopo l'incubo della diga, immediatamente richiesti controlli severi. Non c'è pace, ne scrive Federica Fant, non c'è pace per il torrente Vanoi. Dopo il famigerato progetto di diga che ha sollevato l'opposizione della gente del posto, assieme a quelle dell'asta del Brenta, ora si sono portati già oltre 50 mila metri cubi di materiale inerte proveniente dall'ex scalo Filzi di Trento, tristemente noto per essere un'area contaminata dalle ex fabbriche della SLOI e della carbochimica, terre che da decenni si dice di voler bonificare e che mai lo sono state bonificate, no? Lo rileva Michele Facende, il comitato Vanoi. Insomma, non c'è pace perché anche in questo caso si tratterebbe di un'operazione fatta in quella valle impervia, isolata, eccetera, questa volta con una certa sconsideratezza dal punto di vista della tutela ecologica. Pagina 7 il Gazzettino, il titolo è poi questo: da Trento, bomba tossica nel Vanoi, pericolo di materiale inerte proveniente dal sito contaminato dell'ex SLOI a Canal San Bovo portato sulle sponde del torrente. Nuova tegola ambientale dopo l'incubo della diga, la denuncia del comitato che chiede controlli severi agli enti competenti. Allora, ecco, torniamo sulla prima del Gazzettino, vediamo gli altri titoli, poi vi dico che cosa c'è in particolare sul Corriere delle Alpi. Questa non è una gran bella notizia. Belluno, capoluogo, risulta la terza città più cara in Italia. Già siamo in montagna con tutti i costi in più che comporta il vivere in montagna tra riscaldamento e resto, no? La perifericità, il dover andare a studiare fuori, ecco. In più risulta che siamo i terzi più cari d'Italia. Belluno, terza città più cara d'Italia, le famiglie in agosto alle prese con un'inflazione di 2,5%, in più del più 2,5%, una spesa supplementare pari a 652 euro annui per ogni famiglia, soldi in più per pagare le bollette, la benzina, i beni di prima necessità, un mesto risultato, quello che il nostro capoluogo di provincia ha conquistato in queste ore, posizionandosi dietro a Bolzano, che è la città più cara in Italia, e Rimini, la seconda. Questo discorso fa il paio con una cosa che vi dirò tra un attimo leggendo dal Corriere delle Alpi, spero di ricordarmi di sottolinearvela. Intanto leggiamo quest'altro titolo: Cortina, Ria de Sacco è guerra di perizie sulla zona. Simico definisce allentamento superficiale del terreno gestibile nell'ambito delle ordinarie attività di cantiere, quel movimento sul colle di Ria da Sacco sopra la Cedel nei pressi dello scavo per la costruzione della stazione a monte della nuova cabinovia di Cortina da Piazzale Revis al comprensorio sciistico di Socrepes. I residenti usano termini diversi, cioè dicono che si tratta di frana e di dissesto. Invece appunto la società Milano Cortina dice: ma no, non è una frana, è un allentamento superficiale del terreno, spiegando che è una cosa gestibile, non si tratta di un movimento franoso, ma di qualcosa di superficiale. Ovviamente non siamo qui in grado di giudicare, l'importante è che si facciano le cose con sicurezza, insomma, questo sì, ecco, ed è giusto che se ci sono delle perplessità
anche in particolare da parte dei cittadini della zona, queste vengano espresse e a queste si dia risposta. Parliamo del furto ieri in casa Biasiotto, l'azienda di vini della nostra bassa provincia di Belluno. Dopo il furto, tanta solidarietà alla famiglia Biasiotto. Tutt'altro tema, ponte nelle Alpi, a me questa notizia piace un sacco, campagna di scavi alle pendici del Dolada senza riuscire a risolvere misteri storici. Non è stata sufficiente la recente campagna di ricognizione archeologica condotta da un gruppo di ricercatori di Padova per capire l'origine e la destinazione del sito alle pendici del Monte Dolada, che quando negli anni scorsi fu scoperto venne nominato la piccola Stone Age. Ehm, eh, Questa nostra provincia di Belluno mi fa venire in mente i ripari ovviamente della zona di San Vito di Cadore, zona del Mondevalde, il ritrovamento della sepoltura addirittura. Diciamo che queste nostre montagne così lontane dalle aree archeologiche romane delle città della Bassa, e anche di Belluno intendo, non solo della Bassa trevisana, padovana, eccetera. Bene, queste nostre montagne alle quote alte offrono sfide e lavoro agli archeologi, e negli ultimi anni sono stati importantissimi i ritrovamenti archeologici in quota. Parliamo di storia, ma parliamo anche di preistoria. Allora, lascio il Gazzettino, torniamo al Corriere, e qui volevo, eccolo qua il titolo, volevo farvi vedere appunto, in relazione a quanto ci siamo detti sull'inflazione, questo titolo qui, stipendi e inflazione in regione perso il 16,5% del potere d'acquisto in 10 anni. Cioè 10 anni fa con i nostri stipendi riuscivamo a comprare il 16,5% di cose in più. È tanto, è tanto. I nostri stipendi non sono aumentati in proporzione rispetto al costo dei beni di cui abbiamo bisogno. Inflazione e stipendi bassi nel periodo 2015-2024 il Veneto presenta la maggiore perdita di potere d'acquisto. Quindi siamo di fronte a un fatto generale ma avvertito in modo particolarmente forte nel Veneto. Gli stipendi non sono aumentati tanto quanto è aumentato il costo della vita, ma non parliamo di unità percentuali, parliamo del 16,5% in 10 anni, è tantissimo. Mm, per quanto riguarda il titolone di apertura sul Corriere delle Alpi è questo: cyber attacchi, gli hacker, altri tipi di attacco. Bene, non stiamo parlando di un tema generale. Paola Dallanese approfondisce il discorso in relazione alla provincia di Belluno. Cyberattacchi e allarme, Confartigianato e Appia dicono nelle aziende non c'è la percezione delle insidie, non ci si rende conto di quanto si rischia. L'esperto afferma le grandi aziende si adeguano, ma il rischio zero non esiste. Le piccole aziende, essendo piccole, non pensano di poter finire nel mirino degli hacker, ma si sbagliano, proprio loro possono essere il tramite per attaccare le big. Gli esperti parlano chiaro, nel bellunese manca la cultura della sicurezza. Non è una buona notizia, però è una buona notizia che qualcuno ci dica che le cose stanno così e che bisognerebbe quanto prima rendersi conto, agire, prima di doversi trovare poi a leccarsi le ferite, magari, no? Perché poi sono danni enormi quelli che riescono a produrre questi operatori del web scaltrissimi, che sanno fare cose dentro i nostri computer che noi nemmeno ci immaginiamo. Bisogna imparare a proteggerli. Paola Dallanese, pagina 17, Corriere delle Alpi. Con questo io mi fermo qui, vi auguro un buon mercoledì 17 settembre, vi ricordo che verso l'ora di pranzo sarà disponibile, sfogliabile, come sto sfogliando adesso il Corriere delle Alpi, anche il nuovo Amico del Popolo, che esce oggi appunto in versione digitale e che da domani poi troverete nelle vostre buchette della posta se siete abbonati, oppure lo trovate in edicola. Ecco, quindi seguiteci, state con noi, a pranzo sfogliateci in digitale, www.amicodelpopolo.it, questa è sempre la porta d'accesso. Grazie, buona giornata a tutti, un abbraccio da Luigi Guglielmi, ciao.